Flavio Salvador di Banca Prealpi San Biagio, qual è il messaggio che volete lanciare sostenendo questa iniziativa? Allora, innanzitutto permettetemi di portare i saluti del Presidente Carlo Antiga, del Consiglio di amministrazione e della direzione di Banca Prealpi San Biagio. Guardi, noi siamo presenti a Vittorio Veneto dal 1990, e quindi sono 36 anni che noi sosteniamo l'economia locale, dall'industria all'artigianato, al commercio, all'agricoltura, e sosteniamo pure tutte le associazioni di volontariato che lavorano nel campo della salute, della scuola, della cultura, dello sport. E quindi il legame che si è sviluppato con questa città è molto forte. È un legame questo che noi vogliamo continuare a rafforzare anche sostenendo questo festival, l'Opera da Ponte Festival, che quest'anno è giunta alla terza edizione. Ecco, questo bisogna ringraziare il maestro Enrio Foan, che con tanta passione e sacrificio è partito 3 anni fa e ha portato qui in Italia cantanti di fama internazionale per dare progettualità a questa sua iniziativa. Non dimentichiamo che ha portato anche la scuola per giovani artisti lirici, quindi vediamo in giro per le strade della cittadina, della città, dei ragazzi giovani che parlano in diverse lingue e che vanno a conoscere la nostra città di Vittorio Veneto. Un'altra cosa che vorrei rimarcare, con questa iniziativa viene data conoscenza oltre i nostri confini della città di Vittorio Veneto. È sì, conosciuta come la città della vittoria, ma non è altrettanto conosciuta come la città che ha dato i natali a Lorenzo da Ponte, il librettista di Mozart, famosissimo all'estero e magari meno conosciuto qui in Italia. Ecco, anche per tutto questo, per i valori che la musica esprime, ovvero i valori universali con i quali si esprime, ecco, anche questo è un messaggio che noi, Banca Prealpi San Biagio, vogliamo dare alle comunità, valori condivisi che fanno prosperare la nostra società.